Ben ritrovati dalla redazione. Delle sonde sistemate ieri in una porzione dell'area dell'ex OPP dove il 5 gennaio 2022 era stato trovato il cadavere di Liliana Resinovic rileveranno la differenza di temperatura che c'è tra quel punto del Parco di San Giovanni e il centro città. Il test utile a capire quanto la temperatura possa aver inciso sulla conservazione del corpo è stato avviato dai consulenti ingaggiati da Sebastiano Visintin, il marito della 63enne. Ci sono voluti periti, ambasciate, udienze in tribunali e soprattutto tanta pazienza. Ne sa qualcosa una coppia che nei mesi scorsi ha tentato di sposarsi, lui italiano di origini meridionali, 35enne, lei iraniana di 40 anni con permesso di soggiorno. L'ufficiale di stato civile del comune di Trieste ha rifiutato di procedere con le pubblicazioni di nozze perché in osservanza alla legge serviva il nulla osta dell'Iran, paese di provenienza della signora, solo che il rilascio del documento l'Iran pretendeva che l'uomo si convertisse all'Islam. Ora la vicenda si è conclusa davanti a un'aula giudiziaria. Rifiuto dell'ufficiale del municipio è stato ritenuto contrario all'ordine pubblico. Lo ha stabilito il Tribunale di Trieste con sentenza depositata lo scorso 25 marzo. Aveva ucciso la moglie con 42 coltellate nel 2011 ed è stato rimpatriato qualche giorno fa in Marocco, suo paese di origine. Le operazioni di rimpatrio si sono concluse alle 19:30 dello scorso 26 marzo presso l'aeroporto di Casablanca. L'uomo, oggi 49enne, aveva commesso l'omicidio della moglie connazionale a Padova ed era stato scarcerato dalla casa circondariale della stessa città nell'agosto del 2023, dove stava scontando la condanna a oltre 14 anni di reclusione. In seguito è stato accompagnato nel centro di permanenza per i rimpatri di Gradisca, poiché alla sua richiesta di ottenere la protezione internazionale il questore di Padova aveva emesso un provvedimento di trattenimento per pericolosità sociale in attesa che la competente commissione territoriale si esprimesse sull'istanza del marocchino. I carabinieri della stazione di Borgo San Sergio a Trieste hanno arrestato uno spacciatore triestino di 57 anni in quanto trovato in possesso all'interno della sua abitazione di oltre 1 chilogrammo di hashish. Già suddivisa in numerosi panetti, la droga è stata posta sotto sequestro assieme a poco meno di 9.000 euro provenienti dallo spaccio. Il blitz dei militari dell'Arma è avvenuto nei giorni scorsi dopo una mirata attività investigativa che ha permesso nel corso degli ultimi mesi nei rioni di Valmaura, lo stesso Borgo San Sergio e Melara, di individuare l'uomo. Teranum è una manifestazione che supera i confini del Carso e si inserisce alla perfezione nelle iniziative di promozione del territorio. Come ben fotografato dalla nuova campagna pubblicitaria che da pochissimo ha iniziato a girare sui principali canali televisivi nazionali, il Friuli Venezia Giulia sa offrire di tutto e di più. Possiamo vantare infatti una straordinaria varietà di ambienti, paesaggi ed eccellenze enogastronomiche che difficilmente si possono trovare in altre regioni italiane. Lo ha affermato l'assessore alle autonomie locali Pierpaolo Roberti, portando i saluti del governatore Fedriga e dell'amministrazione regionale al convegno di apertura della 17ª edizione di Teranum ai vini rossi del Carso. L'intera manifestazione, organizzata dall'Associazione dei Viticoltori del Carso CRAS, che da anni opera per preservare i vitigni autoctoni e promuovere i vini rossi del nostro territorio, gode del sostegno della Regione di Promoturismo FVG. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata. Nel pomeriggio cessazione delle precipitazioni sulla regione con schiarite, scirocco moderato sulla costa e vento sostenuto da sud in quota. Temperature massime ovunque fra 15 e 18 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi.